Siamo con Salvatore Licata, responsabile di Euroform. Euroform è una scuola professionale dei mestieri. Ecco, ma prima di parlare delle tante iniziative che Euroform fa, come nasce l'idea, la voglia nella tua persona di creare Euroform? Da cosa nasce? Cosa ti ha spinto a realizzare questa scuola professionale? Grazie Arturo e benvenuti a tutti voi. Euroform è una scuola dei mestieri che nasce nel 1996 da un gruppo di professionisti desiderosi di incidere sul territorio della regione Sicilia e di aiutare i giovani ad avere una speranza nel futuro, accompagnandoli non solo nella formazione ma anche a una crescita che comporta, ci auguriamo come economisti, perché questa è la struttura di Euroform, accompagnarli alla nascita di nuove imprese, quindi alla creazione di nuove imprese. Ecco, Euroform si ramifica non solo ad Agrigento ma anche in tante parti della provincia e addirittura della Sicilia. Sì, nel corso degli anni, considerato che abbiamo avuto molto successo con i ragazzi, noi ti ricordo che organizziamo i percorsi di istruzione e formazione professionale che sono stati voluti dal Ministero qualche anno fa per combattere la dispersione scolastica, secondo il modello di quello che viene dai paesi del nord Europa. Tu sicuramente saprai, caro Arturo, che le esperienze di buone prassi l'Unione Europea cerca di trasferirle ai paesi in fase di sviluppo, quindi l'Italia, la Spagna, la Grecia, beneficiando di alcune idee progettuali che vengono ad esempio dalla Germania, quindi il paese dove la creazione di impresa negli anni del dopoguerra è stata perseguita dal governo tedesco, ma non solo dalla Germania, dai paesi del nord Europa. E quindi che cosa facciamo come Euroform? La nostra offerta formativa scolastica si rivolge ai giovani che escono fuori dalla scuola media, ma una parte fondamentale dei nostri ragazzi, dei nostri studenti, viene dalla dispersione scolastica. Molto spesso oggi gli studenti sono disorientati e fanno una scelta secondo noi anche sbagliata, seguendo più le idee del compagnetto, e invece poi alla fine, dopo qualche mese, nascono i problemi perché proprio quel ragazzo o quella ragazza intendeva intraprendere un percorso diverso, un percorso orientato a studiare e imparare un mestiere. Questo noi facciamo, caro Arturo, ovviamente lo facciamo nel migliore dei modi, perché in questi anni, ti dicevo, abbiamo avuto grande successo e siamo presenti in Sicilia in 7 province.